Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo di suinicoltura, o meglio del report, un recente report di Veneto Agricoltura che trovate sul sito internet dell'azienda sulla struttura del comparto del suinicolo nel 2020 nel Veneto. Siamo in compagnia del dottor Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura che ha curato il report e immediatamente, ciao Gabriele, dici un po', faccio una fotografia di com'è questo comparto del suinicolo, Veneto, allevamenti, capi, macellazioni e così via. Partiamo. Ok, il comparto suino veneto non è uno di quei comparti tra i più importanti sotto l'aspetto zootecnico nel Veneto, però ha un suo rilievo perché è inserito nella filiera dei prodotti a dimensione di origine. È una di quelle, il Veneto è una di quelle regioni della pianura padana che producono i suini per questa filiera, quindi è una cosa importante. Quindi le costicine che si preparano la domenica sul barbecue non sono prodotti italiani, arrivano da fuori principalmente. Molto probabilmente non sono italiane. Proprio perché il prodotto italiano diventa prosciutto, diventa prosciutto che come Parma, diventa salume, varie tipologie di salume, prosciutto cotto. Prodotti di qualità. Prodotti di qualità, esatto. E quindi il comparto Veneto, il Veneto si caratterizza per essere al quarto posto come produzione suinicola perché è dominata soprattutto dalla Lombardia che fa il 50% della produzione, una vera macchina da guerra sotto questi aspetti. Quindi il Veneto si posiziona al quarto posto. Si posiziona al quarto posto con un rilievo di circa 7-8% della produzione nazionale, però ha un buon numero di allevamenti. Quanti sono gli allevamenti? Il numero di allevamenti con capi rilevabili dall'anagrafe zootecnica del 2020, sì. Perché sappiamo che ogni anno il numero varia, è intorno ai 1500. Quindi nel Veneto 1500 allevamenti? Sì, di varia dimensione però. E cosa vuol dire? Quali sono queste dimensioni? È una dimensione che può essere da qualche centinaio di capi, però anche qualche migliaio di capi. Naturalmente pochi allevamenti con qualche migliaio di capi fanno la maggior parte della produzione. Infatti se andiamo a leggerli sotto l'aspetto degli allevamenti certificati per la filiera dopo dimensione di origine, vediamo che il numero di allevamenti si abbassa notevolmente e sono circa poco più di 326 nel 2019. E questi però producono il 55% del numero di capi macellati, quindi poche città di allevamenti producono una massa molto elevata di capi. Gli altri sono medi, piccoli allevamenti che producono lo stesso per la produzione nazionale, eccetera, però con uno dei capi evidentemente più piccolo. Sì, e nel Veneto dov'è la concentrazione maggiore di allevamenti? In che provincia? E qui c'è un distinguo da fare, perché si può parlare di distribuzione di allevamenti, che il numero maggiore si trova in provincia di Treviso, poi con circa il 25%. Poi abbiamo Verona col 22% e seguire a Padova con il 20% e in diminuzione le altre province. Però se guardiamo la produzione, quindi di capi che vanno al macello, emerge chiaramente la provincia di Verona che porta al macello oltre il 40% di capi, siamo a livelli del 43%, e perdono importanza le province di Treviso e Padova che si attestano sui 14, 15, 12% di capi. Ecco. Quindi questo significa che in provincia di Verona c'è la maggior concentrazione di allevamenti di grandi dimensioni. È vero, e c'è anche la maggiore concentrazione di comuni che hanno un grande carico di animali allevati e quindi anche di produzioni, che addirittura alcuni comuni si staccano nettamente dal resto della regione e pochi di questi comuni hanno una notevole importanza per la produzione. E quali sono i comuni, questi comuni di cui fai cenno, in provincia di Verona con la maggior concentrazione di allevamenti? Beh, qua mi lasci guardare un po' l'elenco perché a sì. memoria non li ricordo tutti. Magari un paio, tanto per capire. Allora, provincia di Verona dove... Se guardiamo l'elenco, per esempio, emerge chiaramente Gazzo Veronese e Sorgà,
che mandano alla macello oltre 50.000 capi all'anno. E a seguire abbiamo sempre in provincia di Verona, Valleggio, sul Mincio, Nogarolo e Verona stessa, che arriviamo fra i 20 e i 30.000 capi. Ecco, questi livelli di produzione non viene raggiunto da nessuno degli altri comuni delle altre province, in cui i maggiori comuni si attestano intorno ai 10.000-15.000 capi. Sì, senti Gabriele, ricordiamo ancora che il report è scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura, ma volevo chiederti una cosa, una concentrazione di questo tipo di allevamenti di suini, che tipo di problemi deve affrontare l'ambiente? Mi riferisco a problemi di questo tipo, di impatto ambientale. Una concentrazione troppo elevata pone problemi non soltanto di impatto ambientale, ma anche problemi di sanità pubblica. Sappiamo che quando ci sono forti concentrazioni di animali, la possibilità di epidemie è sempre più facilitata. In questo caso noi abbiamo la fortuna di avere un ottimo servizio veterinario regionale che è sempre, diciamo, sul pezzo, sono naturalmente molto controllati come allevamenti, però rimane il problema che la possibilità che qualcosa possa succedere, come è successo anche nel settore avicolo anni fa, non si può escludere. E quindi perché ricordiamo che il Veneto è la quarta regione in Italia nel comparto dei suini, però è molto importante come produzione di bovini, di carne bovina e avicoli. E avicolo. Sì, l'Italia, il Veneto emerge chiaramente per il comparto avicolo, è una concentrazione molto elevata di allevamenti, oltre 1 migliaio, e produce oltre il 30% della produzione nazionale. E alcuni comparti come il tacchino è ancora di più. Il bovino invece ha un ruolo molto importante per la parte di produzione del vitellone, la carne. Bene, Gabriele, grazie, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo il dottor Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura che ha coordinato la stesura di questo interessante report sul comparto suino veneto nel 2020, che, ripeto ancora una volta, può essere scaricato dal sito di Veneto Agricoltura, e quindi tutte queste cose di cui abbiamo soltanto accennato velocemente quest'oggi, le potete trovare approfondite e spiegate bene nel report. Grazie ancora, un saluto a tutti e alla prossima occasione. Arrivederci.